I rappresentanti delle associazioni dei consumatori, Manlio Cardella e Lenia Capodici, hanno incontrato il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. Abbiamo sollevato, affermano in una nota, le nostre riflessioni e valutazioni con particolare riguardo alla preparazione di Agrigento per l'importante ruolo di capitale della cultura 2025, evidenziando le continue problematiche più significative che potrebbero compromettere l'immagine della città e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e visitatori. In particolare, la totale assenza di un'adeguata preventiva pianificazione per la gestione di servizi fondamentali, tra cui la viabilità, la fornitura di acqua nonché la pulizia urbana, a cominciare dalle periferie abbandonate, piazze e strade principali caratterizzate da un elevato numero di buche e lavori di manutenzione incompleti, che ostacolano la circolazione, creando disagi sia ai residenti che ai turisti, oltre alla gestione del traffico che risulta inefficiente per l'assenza di segnaletica chiara e di soluzioni alternative, così da evitare congestionamenti. Grande soddisfazione e apprezzamento per il prefetto da Cardella e Capodici che, hanno affermato, ha espresso una chiara volontà di affrontare le difficoltà segnalate, offrendo concrete soluzioni, mostrando altresì una notevole sensibilità verso le istanze della comunità agrigentina.